È stato svegliato nel cuore della notte da alcuni rumori sospetti, poi l'ha scoperta. Le fiamme stavano già avvolgendo l'ingresso della sua abitazione a Mortisa, località dove si sta lavorando per la costruzione della cabinovia Apollonio-Socrepes. A Cortina d'Ampezzo si è sfiorata la tragedia. Qualcuno ha appiccato il fuoco a un mucchio di legna cosparso di benzina posizionato davanti alla porta e alla finestra, di fatto le uniche vie di fuga dell'appartamento, ha riferito al cronista del Corriere delle Alpi il proprietario Gianluca Gaspari, noto immobiliarista di Cortina. L'imprenditore, rientrato poche ore prima da un viaggio, si è trovato davanti l'incendio già in fase avanzata. Con indosso solo pochi vestiti, è riuscito a uscire di casa e ha tentato di spegnere le fiamme con un badile, evitando che il rogo si propagasse all'interno dell'abitazione ricca di elementi in legno. Attorno alle 2:20 sono stati allertati i pompieri, permanenti e volontari, arrivati con più mezzi. Il loro intervento ha permesso di mettere in sicurezza l'area in poche ore e di bonificarla. Gaspari è stato trasportato all'ospedale di Pieve di Cadore con ustioni agli arti. Sulla vicenda indaga il commissariato di Cortina, mentre sono attesi gli esiti degli accertamenti svolti dall'ufficio di polizia giudiziaria dei Vigili del Fuoco. Pare che nei mesi scorsi Gaspari fosse stato obiettivo di atti vandalici mirati e ora è caccia ai responsabili. Esterrefatto e preoccupato il sindaco di Cortina, Gianluca Lorenzi. A Cortina non siamo abituati a queste cose qua. Ero già stato avvertito dai vigili del fuoco alle 4 di mattina, ancora l'altro ieri mattina, dicendomi che poteva esserci questa ipotesi. Adesso lasciamo che ci siano le indagini, che capiscano e vediamo chi è stato. Sicuramente non è un fatto piacevole per Cortina, siamo vicini alla famiglia, ma insomma adesso io spero che, vista anche un po' le Olimpiadi forse che aveva un po' così allarmato un po', la gente si mette tranquilla, ritorniamo alla nostra normalità. Noi come comune stiamo ripristinando tutto, cercando proprio per dare quella leggerezza di cui Cortina ha bisogno e quindi sono comunque molto dispiaciuto e da un punto di vista anche preoccupato.